Sequestro preventivo di 106 milioni di euro nei confronti della Popolare di Vicenza, liquidazione coatta amministrativa, operazione stamane della Finanza su ordine della Procura. Tragedia nelle acque della Laguna Nord, 49enne appassionato di offshore si rovescia con un barchino da competizione, nulla da fare per l'uomo, indagine sulla dinamica del dramma. A Venezia è entrato nel vivo il carnevale, ieri l'atteso volo dell'Angelo, per la prima volta in una piazza San Marco a numero chiuso con 20.000 presenze e guarnita di tiratori scelti sui tetti. Assassinato in Colombia, ex sacerdote di Rossano Veneto che era stato allontanato dal clero dopo uno scandalo pedopornografico, l'omicidio in Sud America per motivi forse passionali. Terribile storia di violenza nella Marca, protagonista un pakistano ora a processo per le angherie fatte subire per mesi alla compagna. Il 10 febbraio è il giorno del ricordo per non dimenticare la strage delle foibe, eventi in tutto il Veneto a pochi giorni dalla ricorrenza. Viaggio tra i simboli della Grande Guerra, la pace fu firmata il 4 novembre 1918, ma il giorno prima un volantino lanciato dagli aerei anticipò la fine del conflitto. Abbiamo trovato l'originale a Macerata. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben trovati, prima edizione dei nostri telegiornali che si apre tornando a parlare dell'inchiesta sulla Banca Popolare di Vicenza con il sequestro preventivo di 106 milioni effettuato stamane dagli uomini della Guardia di Finanza di Vicenza su ordine della Procura. E allora ci dice tutto, ci dice il perché di questo sequestro preventivo di 106 milioni la nostra Gabriella Basso in collegamento telefonico da Vicenza. Gabriella. Buongiorno da Vicenza, dove un altro tassello viene messo a segno dalla Procura Berica nei confronti della nota vicenda del crack della Banca Popolare Berica, attualmente in liquidazione coatta amministrativa. Questa mattina il nucleo di polizia economico-finanziaria ha eseguito il sequestro preventivo per 106 milioni di euro ai fini della confisca in via diretta, operazione che avviene nell'ambito dell'indagine penale relativa alle responsabilità individuate nella gestione della Popolare Vicentina. Si tratta di fatto dell'esecuzione del provvedimento disposto ancora l'anno scorso e che aveva visto opposti procura e giudice per le indagini preliminari sulla competenza territoriale. Querel che è arrivata davanti alla Cassazione, la quale ha dato ragione all'autorità che aveva messo il provvedimento. Sequestro che riguarda il profitto del reato contestato di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza della Consob posto in essere in occasione dell'operazione di aumento di capitale compiuta dall'Istituto di Credito nel 2014. 106 milioni che sarebbero disponibilità finanziarie giacenti in un conto corrente acceso presso la filiale di Milano di un istituto di credito nazionale, ma intestato a Banca Popolare di Vicenza SpA in liquidazione coatta amministrativa e derivanti dalla passata liquidazione di asset rimaste nel patrimonio della Popolare. Da Vicenza per il momento è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie a Gabriella Basso, tutti i dettagli poi di questa vicenda questa sera nel nostro telegiornale a partire dalle 18:30 l'edizione del Veneto, anche per sentire dalla voce della Procura maggiori dettagli su questa vicenda. Adesso la cronaca che ci porta nella zona della Laguna Nord di Venezia con il terribile incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri con un 49enne che era appassionato di offshore e di barche da competizione che si è rovesciato con la sua barchino da competizione ed è purtroppo morto. Allora Ilaria Marchiori in collegamento telefonico per raccontarci questo drammatico incidente. Buongiorno da Venezia, ieri pomeriggio poco dopo le 13 c'è stata un'altra tragedia nelle acque della Laguna Nord, le cause sono ancora al vaglio della Capitaneria di Porto, fatto sta che il conducente di un barchino, Alessandro Tonini, un appassionato di barche, si è rovesciato mentre si trovava poco distante dall'imbarcadero di Treporti. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e anche i mezzi della Guardia Costiera, ma ormai era troppo tardi, la situazione era degenerata. Secondo quanto hanno riferito le prime testimonianze, alla base dell'incidente non ci sarebbero stati degli impatti contro bricole o corpi estranei e infatti l'ipotesi più probabile al momento è che a causare il rovesciamento dello scafo possa essere stata un'onda improvvisa. Potrebbe anche aver concorso in questo incidente anche una velocità sostenuta dell'imbarcazione. Per il 49enne residente a Cannareggio sono stati fatali i traumi riportati cadendo in acqua.
Verso le 12:40 ero a bordo del vaporetto che da Treporti collega a Burano, ha dichiarato un testimone. Il mezzo ACTV ha deviato il percorso e all'inizio nessuno aveva capito il perché. Poi abbiamo visto, continua, alcune imbarcazioni da gara ferme e si intravedeva la punta di un'altra barca, galleggiava anche un casco. Il vaporetto si è affiancato per capire se ci fosse bisogno d'aiuto e infatti la vittima è stata soccorsa dagli amici che erano usciti in laguna con lui ed era stata caricata a bordo di uno dei natanti presenti. L'avevano avvolto in delle coperte isotermiche, ha continuato a raccontare il testimone. Poi la vittima è stata trasportata all'imbarcadero, sono arrivati i sanitari del 118, ma lì il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, restiamo però a Venezia, torniamo in centro storico perché è entrato nel vivo il Carnevale ufficialmente con la giornata di ieri, prima sabato la sfilata delle Marie e poi ieri il volo dell'Angelo, un volo dell'Angelo sperimentato per la prima volta con il numero chiuso e quindi solo, diciamo così, 20.000 persone, mentre 70.000 persone sono quelle che sono accalcate ieri a Venezia al di là di Piazza San Marco, e poi un volo dell'Angelo con tiratori scelti sui tetti a controllare la situazione sul fronte sicurezza. Allora vediamo il servizio. Scende sotto il cielo limpido di Venezia l'Angelo del Carnevale 2018, accompagnato dalle note dell'Ave Maria di Schubert cantata da Luciano Pavarotti e Dolores O'Riordan. A volare dal campanile di San Marco è Elisa Costantini, studentessa 19enne di Burano. Privilegio conquistato dalla giovane avendo vinto il concorso delle Marie dello scorso anno. Sospesa nel vuoto, Elisa ha ammirato la città, la laguna, la sua Burano e una piazza di San Marco per la prima volta a numero chiuso. 23.000 i visitatori che hanno potuto superare i varchi intorno alla piazza, oltrepassando solo di 3.000 unità il tetto fissato di 20.000. 70.000 invece le presenze totali registrate in centro storico. Misure di sicurezza imponenti, con tiratori scelti appostati sui tetti, pronti ad ogni evenienza, carabinieri, poliziotti, controlli ovunque. Fin dal primo mattino con la bonifica antiterrorismo e poi con i controlli ai varchi, dove si sono formate lunghe code soprattutto alla torre dell'orologio. Oltre 700 operatori tra forze dell'ordine, SUEM e volontari del comune, nonché diversi occhi elettronici per trasmettere le immagini alla sala di controllo. Dispositivo che in sostanza ha funzionato, facendo registrare solo qualche rallentamento e qualche lamentela per i ritardi. Torniamo alla cronaca adesso. È stato assassinato in Colombia un ex sacerdote veneto di Rossano Veneto che era stato allontanato dal clero anni fa dopo uno scandalo pedopornografico. È morto a Medellin, in Colombia, dove viveva da 5 anni, Dino Cinella, ex prete originario di Rossano Veneto. Aveva 76 anni. È stato ucciso con un grosso coltello da cucina. Ad avvisare le forze dell'ordine il compagno 18enne che, secondo la stampa locale, avrebbe anche confessato il crimine. Cinella era stato allontanato dal clero, travolto da uno scandalo pedopornografico nel 1988 nella chiesa di Santa Rita, New Orleans. Parecchi anni dopo si trasferì anche a Cittadella, aprendo una lunga polemica con l'allora sindaco Bitonci che gli aveva negato la residenza. Una storia di emarginazione e di violenza che viene da Treviso con una relazione finita con una brutale aggressione. Una relazione breve ma burrascosa, poi lo scorso 15 settembre un'aggressione vera e propria con la vittima picchiata e violentata. 2 vite ai margini, protagoniste di un episodio gravissimo avvenuto a fine estate a Treviso, ora al vaglio della Procura della Repubblica. Lui è un pakistano di 27 anni, lei è un'italiana con cui aveva intrecciato un rapporto andando insieme a convivere in un camper. Ben presto però lui è diventato assillante, geloso fino all'ossessione, al punto da impedirle di accedere a Facebook o salutare altri uomini. La minacciava, la teneva praticamente segregata, finché lei non ha deciso di chiedere aiuto, presentandosi in questura a denunciare il giovane per maltrattamenti, lesioni e stalking. Il giudice gli ha imposto di tenersi alla larga, ma a metà settembre il giovane ha atteso la sua ex nei pressi del camper, l'ha aggredita, presa a pugni e violentata. Arrestato, il 27enne è rimasto in carcere a Santa Bona per 5 mesi, ora è uscito di cella ma ha il divieto di avvicinamento alla donna e il processo a suo carico inizierà il 22 marzo.
Un dramma della strada, un'auto che investe un motociclista e poi scappa, è successo nel Padovano, la vittima è un uomo di Castelfranco ricoverato in gravi condizioni, il pirata della strada poi però si è costituito. La caccia al pirata della strada si è conclusa 20 ore dopo. Grave incidente stradale lungo la statale 308 all'altezza di Borgoricco. Un uomo al volante di una Ford ha tamponato lo scooter che lo precedeva, facendo cadere a terra un 47enne originario di Castelfranco e residente a Piombino Dese, rimasto gravemente ferito. L'investitore però è fuggito a piedi abbandonando l'auto. Solo il giorno dopo, assistito dall'avvocato, l'automobilista si è presentato ai carabinieri di Campodarsego, scusandosi per la caduta e sostenendo di essere svenuto dopo l'impatto con l'airbag, di essere rimasto a lungo sotto shock e di aver vagato a piedi tutta la notte. Per il suo comportamento il PM ha deciso di non arrestarlo ma di limitarsi alla denuncia a piede libero. Il ferito, intanto ricoverato all'ospedale di Campo San Piero, è stato sottoposto a intervento chirurgico per le molte fratture e ora in prognosi riservata. E un automobilista si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Portogruaro a causa di un tamponamento che si è verificato alle 7 di stamane sulla statale 14 per causa ancora al vaglio dei carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Portogruaro. A Fossalta di Portogruaro un furgone che trasportava medicinali non è riuscito a evitare l'impatto con una Fiat Punto che lo precedeva e c'è stato lo scontro devastante. Il conducente ha riportato un pesante trauma cranico ed è per questo che è stato portato al pronto soccorso dove versa in gravi condizioni. Sul posto i sanitari del 118 e poi i vigili del fuoco e anche la polizia locale, oltre ai carabinieri. Allora a Conegliano una vicenda di un meccanico che pur di continuare a lavorare ha taroccato il contatore dell'Enel per pagare meno la corrente, una vicenda incredibile che è stata scoperta dalla Guardia di Finanza. Quando gli hanno contestato il reato di furto continuato si è giustificato dicendo che altrimenti avrebbe dovuto chiudere bottega. Finirà comunque davanti al giudice il meccanico di Conegliano che con un sistema decisamente insolito ha taroccato il contatore della corrente tagliando del 90% il costo della bolletta. Tutto è partito da un controllo dei tecnici dell'Enel a seguito di un'anomalia tra i consumi e il controvalore versato dalla ditta che gestisce un'officina meccanica in città. Convinti che fosse un difetto del lettore, gli operai sono rimasti di sasso quando hanno trovato un magnete attaccato al contatore nel punto dove il disco girando determina il consumo della corrente. Il campo elettrico generato rallentava la rotazione falsificando la lettura e solo l'arrivo improvviso ha evitato che il meccanico facesse sparire per tempo il magnete. I tecnici hanno subito chiamato la Guardia di Finanza che ha provveduto a sequestrare il magnete denunciando il piccolo imprenditore. Parliamo adesso di infrastrutture e del progetto della costruzione della terza corsia in autostrada 13 tra Padova e Monselice. Come sappiamo un'opera che porterà a degli espropri, ci sono polemiche su questi espropri, lavori che dovrebbero partire nel 2019 azzereranno soprattutto le aziende agricole come quella che conosciamo nel prossimo servizio. Dopo 3 generazioni l'azienda vitivinicola di Nicoletta Carraro nel 2019 chiuderà. La causa i lavori per l'allargamento dell'autostrada A13 tra Padova e Monselice. Nicoletta e il marito Riccardo perderanno oltre 4.000 metri quadri di pregiata campagna padovana, oggi coltivata a vite glera, atto a prosecco e raboso piave per il friulano, viti che andranno espiantate con una unica conseguenza. Sicuramente questo comporta anche l'impossibilità di rimpiantarlo non avendo altre terre libere disponibili e una perdita che può essere del 50% della redditività aziendale, vale a dire praticamente la chiusura di una piccola azienda che ha storicità da 3 generazioni. Le viti, la terra, faranno posto a 2 corsie di autostrada, alla corsia di emergenza, alle recinzioni, allo smog. Come reagire? Sicuramente è una perdita economica importante che comporterà delle grosse difficoltà nel mantenere la potenzialità di una piccola azienda agricola vitivinicola tipica della zona. Quale utilità pubblica avrà tutto questo? È un'opera che è inutile a servizio della cittadinanza. Questa è un'autostrada che sarà a servizio del centro AgriLogic dove sono previsti tir a centinaia di servizio per questo tipo di attività e è conseguenza di un'altra scelta scellerata che è quella di occupare 35 ettari di terreno agricolo per realizzare dei capannoni. Intanto la signora Nicoletta ci fa notare come piuttosto che una terza corsia sia urgente fare manutenzione alle attuali 2. Questo è lo stato di uno dei piloni di un sovrappasso della A13 a 2 Carrare.
Parliamo adesso di un'altra polemica, quella annosa, che riguarda la mancanza di fondi per le forze di polizia. Treviso-Catania in macchina in 4 per risparmiare sull'aereo. Non un gruppo di ragazzi che vanno in vacanza, ma poliziotti trevigiani costretti da Italia a fare anche 1200 km con una utilitaria perché soldi non ce ne sono. La denuncia viene dal COISP di Treviso. Tante volte siamo costretti a cacciare soldi noi per lavorare. Sicurezza tema cardine della campagna elettorale da destra a sinistra, ma la realtà, denuncia il sindacato di polizia COISP, è che Italia le spese stanno mettendo in grave difficoltà chi ogni giorno deve garantirla la sicurezza, con trasferte massacranti e soldi da anticipare, corsi di formazione obbligatoria, accompagnamenti e anche 1200 km in macchina perché soldi per l'aereo non ce ne sono. 4 persone che sono andate al Carmineo di Catania e non essendo, per risparmiare soldi sono partiti con una Fiat Punto, fatto 1200-1300 km in 2 giorni, senza calcolare se la macchina con tutti questi chilometri regge o non regge, visti i chilometri che già hanno i nostri mezzi. Non so manco qual è stato il risparmio perché straordinario, in pratica lo dovevano pagare, hanno dovuto dormire e mangiare lungo il viaggio. Treviso-Catania, Treviso-Oristano, senza sapere se il denaro per mangiare e dormire verrà anticipato. Ci stanno persone che aspettano il rimborso di missione anche di anni. Come quell'agente mandato in trasferta a Roma con in tasca 20 euro di spese anticipate. I politici vengono eletti, vanno a vedere anche come lavoriamo noi e ci mettono in condizioni di poter lavorare senza cacciare i soldi noi e soprattutto cercando di retribuirci giustamente. Dagli eventi per il giorno del ricordo, la memoria della Grande Guerra, tutto questo dopo la pubblicità. Rieccoci in studio, prima edizione del nostro telegiornale, inizia la settimana che porta al 10 febbraio, il giorno del ricordo per non dimenticare la strage delle foibe. Ebbene, tanti gli eventi in Veneto per ricordare questi eventi luttuosi e drammatici, ad esempio molti appuntamenti nel territorio comunale di Venezia. Vediamo quali. Si celebra sabato 10 febbraio il giorno del ricordo, dedicato alla tragedia delle foibe degli esuli fiumani, istriani e dalmati. L'appuntamento è alle 10:30 a Marghera per l'ormai tradizionale posa della corona d'alloro sul cibo che ricorda la tragedia, nel piazzale intitolato ai martiri delle foibe, esattamente 15 anni fa. 15 anni fa se ne parlava pochissimo ed era un po' nella situazione di dimenticatoio, sembrava una pagina strappata della storia italiana, se ne parlava in maniera abbastanza marginale e contenuta, però invece in alcuni territori a livello nazionale come il Comune di Venezia già c'erano delle attività che abbiamo cominciato a svolgere dal 2000, dal 2001, che poi hanno portato proprio all'intitolazione nel 2003 a uno sviluppo di un percorso dove c'è stata questa attenzione storica verso queste tematiche. Il programma delle celebrazioni prevede più di 20 appuntamenti fino al 7 marzo, spalmati su tutto il territorio comunale, a partire da incontri con i sopravvissuti nelle scuole e nelle università. Sono i giovani i principali protagonisti che devono assolutamente essere resi partecipi e coinvolti in queste iniziative, perché è solo attraverso di loro che riusciamo a portare avanti questa opera di coinvolgimento della comunità rispetto a eventi così tragici che hanno fatto parte della nostra storia. Al municipio di Mestre dal 15 al 21 febbraio sarà aperta l'esposizione intitolata L'Istria in mostri a documenti e plastici di monumenti e paesaggi istriani. E allora la memoria della Grande Guerra, come sappiamo del 4 novembre del 1918 fu firmata la pace, l'armistizio che sancì la fine del conflitto, ma in realtà ci fu un volantino lanciato nel pomeriggio del giorno precedente, il 3 novembre, che annunciava a tutti quanti la fine delle ostilità. Abbiamo trovato l'originale a Macerata. Questo volantino ci racconta che cosa? La fine della Grande Guerra. È un documento rarissimo, ma soprattutto per chi l'ha custodito fissa l'emozione di tutti gli italiani quel pomeriggio di novembre del 1918. È il volantino lanciato lungo tutto il fronte per dare la notizia che la guerra era finita. Quindi abbiamo una testimonianza diretta di quello che è successo attraverso che cosa? Attraverso il volantino. E guardando questo stampato la prima evidenza è la data della fine del primo conflitto mondiale. Il 4 di novembre formalmente è stato firmato l'armistizio, ma però i combattimenti sono finiti il giorno prima.
È il capitano Vito Bavaro che ha voluto conservare questo foglietto, fissando di proprio pugno l'emozione di quando lungo il tagliamento arrivò quella che venne definita la pioggia della pace. Provoca molte emozioni riuscire a leggere in quelle frasi quello che lui esprime rapidamente e brevemente su quello che era lo stato d'animo dei soldati per la fine della Grande Guerra. Ed è una cosa estremamente emozionante, dove scrive che non c'è penna che mai potrà descrivere quelle scene di gioia, di fratellanza, quasi di pazzia che si svolgono tra i soldati quando viene dato l'ordine del cessate il fuoco. Ed oggi, grazie a Giuliano Bottani, queste emozioni sono arrivate fino a noi, fissate in questo foglio che il capitano ha incorniciato e tenuto per sé per tutta la vita. Un documento che oggi viene mostrato alle giovani generazioni, raccontando ciò che i loro bisnonni hanno affrontato giusto un secolo fa. E chi lo custodisce sottolinea come, tra tanti oggetti bellici, questo in realtà sia stato il primo documento di guerra che annunciava la pace. Fino ad ora, da quello che ho letto e che si continua a leggere, ci sono racconti di battaglie, diari, ma però la gioia della fine della Grande Guerra non l'ho mai letta da nessuna parte, perché molto probabilmente mai nessuno è riuscito o ha voluto o lo ha scritta, insomma. Come sempre continuate a segnalare i vostri oggetti, i luoghi, le storie della Grande Guerra, lo potete fare a 340 321 8728 per un sms o WhatsApp, oppure a treviso@antena3.it per lasciare una mail. Il nostro viaggio continua ovviamente nelle prossime settimane. Adesso è tempo prima di salutarci, per la programmazione. Allora, fra pochissimo, subito dopo di noi, c'è Ore 13, si parla di case, come possiamo metterle in sicurezza. Ospiti di Daniela Grignanin sono gli imprenditori Diego Cancian e Maurizio Artuso e il docente di progetto di struttura del Politecnico di Milano, l'ingegner Mauro Nicoletti, quindi case, come metterle in sicurezza. Poi questa sera 20:10 continua il viaggio tra i candidati alle elezioni politiche del 4 marzo con il generale Mario Donnini, candidato di Forza Nuova, e Lorenzo Damiani del Popolo della Famiglia. E poi a seguire 21:15 ogni lunedì, come ogni lunedì, c'è Ring, la politica alle corde, bomba sociale, il titolo di questa sera. Sicuramente si parla ovviamente di politica e di immigrazione, dopo anche i fatti ovviamente di Macerata. Di bomba sociale ha parlato per esempio Silvio Berlusconi proprio nelle ultime ore. Allora questa sera con Ferdinando Avarino ci saranno Pierpaolo Baretta, sottosegretario all'economia, onorevole Paolo Baretta, candidato del Partito Democratico alle elezioni politiche, poi Massimo Bergamin, sindaco di Rovigo, della Lega Nord, Federico D'Inca del Movimento 5 Stelle ed Enrico Bacchetti di Liberi e Uguali. Bomba sociale, questa sera Ring, la politica alle corde. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito. Arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Inizio di settimana un po' grigio sulle nostre regioni, tuttavia a prevalere sarà un tempo asciutto e stabile. Diamo uno sguardo più approfondito alla situazione del 5 febbraio. Sul Veneto sarà una giornata piuttosto grigia su tutta la nostra regione, il cielo infatti risulterà irregolarmente nuvoloso ma spesso coperto, tuttavia senza conseguenze. Più sole sulle coste del Veneziano. Temperature massime comprese tra 4 e 8 gradi, valori minimi tra lo 0 e i 4 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà una bella giornata di sole con il cielo che risulterà poco o parzialmente nuvoloso ovunque. Col passare delle ore qualche nube in più, ma sempre senza fenomeni degni di nota. Temperature massime tra 6 e 8 gradi, minime tra lo 0 e 1 grado. Concludiamo infine con uno sguardo al Trentino Alto Adige. Qualche precipitazione a carattere sparso sul Trentino, localmente anche a carattere nevoso. Più soleggiato sui settori alpini di confine. Le temperature massime saranno comprese tra 3 e 5 gradi, minime tra -1 e 1 grado. Il mare sarà poco mosso sulle coste e mosso al largo. I venti moderati nord-orientali lungo le coste, sud-orientali al largo. Dal meteo è tutto, arrivederci.
Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.